Gentili telespettatori, bentrovati allo stadio Alfonso Virciglio di Campofranco per l'incontro del campionato di eccellenza Girone A tra Mussomeli e Geraci. Fischia l'arbitro, parte Scillufo direttamente verso la porta, Demiere lì in due tempi. Parte Panepinto, il cross si va a finire a terra, attenzione, calcio di rigore, così ci sembra. Su una protesta da parte del Geraci, il fallo c'è stato tutto. Fabio Messina contro Dolenti, parte Fabio Messina, il tiro e il gol! In vantaggio il Mussomeli su calcio di rigore di Fabio Messina al 24esimo del primo tempo. Ancora in avanti il Mussomeli, ancora il cross, Messina e Dolenti, bella parata quanto inutile ai fini del risultato, era in fuorigioco Fabio Messina ma Dolenti era lì, si mette nella sua classica posizione, fischia Scillufo. In mezzo ancora il colpo di testa, il gol! Russello pareggia immediatamente il Geraci con un colpo di testa di Russello dove nulla può Demiere. Parte Scillufo, il cross e ancora si alza questa volta la bandierina, era molto netta la posizione di fuorigioco di Velardi. Giacomo ancora per Scillufo, classico movimento di Scillufo, attenzione al tiro e c'è Demiere pronto alla risposta. L'inserimento ancora, non c'è fuorigioco questa volta, Panepinto indietro per Messina, Messina il tiro poi e c'è il gol di Alba, un po' fortunoso ma l'importante per il Mussomeli che Alba abbia mandato il pallone alle spalle di Dolenti, ritorna in vantaggio il Mussomeli. Greco prende le misure, parte lui, il tiro a sfiorare l'incrocio dei pali, Dolenti era lì, via con Greco, attenzione un liscio, c'è Messina, il tiro un po' precipitoso di Messina però a botta sicura, termina alto, occasione per triplicare al 48esimo, secondo tempo. Demiere, due tempi e poi c'è il fallo, attenzione, si accende una mischia, il taglio per Alba, attenzione, non c'è fuorigioco, Alba, Prestigiacomo subito su di lui, tiene palla Alba, Panepinto ancora, prova la profondità Panepinto mette in mezzo e c'è il salvataggio della difesa del Geraci, serio, Greco su di lui. Sulla destra adesso il tentativo con Amarasco che cerca di impedire a De Simone, il cross che avviene, il tiro e il gol, il pareggio, un'azione bellissima quella del Geraci, si fa sorprendere la difesa del Mussomeli. Ora il serio e il tentativo non va perché prima Demiere e poi Ziao mettono fuori, una leggerezza della difesa del Mussomeli, stava per mandare in gol serio ma la manona di Demiere prima e poi il piede di Ziao mettono in calcio d'angolo, che si apprestava al tiro, poi ci ripensa ancora per Panepinto, attenzione non c'è il fuorigioco, Panepinto in mezzo, Messina, rete! Inaspettato, quanto bello il vantaggio del Mussomeli e vedete Fabio Messina che dice segno sempre io. Uno spiraglio Scillufo, due su di lui, Panepinto e Licari, ancora Scillufo, il cross, il tentativo, Boccafusco subito, il tiro e c'è Demiere, super! Parte Greco, il tiro e Dolenti si esibisce in una bella parata e finisce in questo istante, finisce con la vittoria del Mussomeli in una gara non certo bella a vedersi per tutti e 94 i minuti.